Abbiamo incontrato Carlo Benozzi, presidente del consorzio dell'asparago bianco e verde IGP di Badoere, per fare il punto di quella che è stata la stagione 2025. Carlo Benozzi, presidente del consorzio dell'asparago bianco e verde di Badoere IGP, possiamo tracciare un po' un bilancio di quella che è stata l'annata 2025? Allora, è stata un'annata normale, abbastanza normale possiamo dire, abbiamo avuto degli alti e bassi, però alla fine abbiamo avuto un prodotto di alta qualità quest'anno, non grosse produzioni, però abbiamo avuto di riscontro una bella e ottima qualità, si può dire. C'è stata anche un'attività intensa di promozione, di formazione con incontri con i produttori, e questo è stato un momento di svolta per il vostro consorzio perché ha permesso di farvi conoscere anche fuori regione. Sì, assolutamente, questo ne sono molto orgoglioso di tutto lo staff del gruppo di lavoro perché abbiamo avuto una sinergia tra consorzi, tra associati del consorzio, altri collaboratori in cui abbiamo fatto delle giornate, delle serate proprio con le varie amministrazioni per promuovere l'asparago, parlare delle tematiche riguardanti l'asparago e soprattutto siamo riusciti a fare un po' di squadra, la squadra che mancava da tanto tempo, quindi abbiamo visto proprio le amministrazioni che ci chiedono di riproporre queste serate in modo da fare proprio gruppo, in modo di far capire che l'asparago di Badoere è l'asparago di un consorzio che rappresenta 15 comuni, non solo il comune che porta il nome di comune, il paese che porta il nome di Badoere, però tutto quello che viene compreso nell'area di produzione dell'asparago. Gli auspici per la stagione 2026 quali sono? Beh, noi puntiamo sempre in alto, puntiamo di fare meglio degli anni scorsi, dobbiamo essere sinceri, l'asparago è una cultura con molte difficoltà, quindi non troviamo molti nuovi produttori, però quelli che stanno facendo ci stanno credendo, stanno sviluppando, stanno promuovendo sempre al meglio l'asparago, quindi si cerca di fare un prodotto sempre più di nicchia, un prodotto di qualità.